Ci eravamo lasciati con il Cagliari campione d'Italia, quindi pronta ad affrontare la Coppa dei Campioni e un nuovo campionato con la squadra che rimane sostanzialmente invariata. Infatti l'unico movimento di mercato che viene fatto dal Cagliari è in uscita ed è l'uscita di il terzino Zignoli che era in prestito dal Milan e finito il prestito torna in rossonero. Viene anche pescato, che sarà importante poi per le stagioni future, il difensore Oreste Lamagni, terzino destro di 18 anni che è stato pescato nelle giovanili del Guastalla e si aggregherà alla squadra primavera. Per le altre squadre invece il Milan andrà incontro a una mini rivoluzione, infatti cederà Trapattoni, Golin, Lodetti e Sormani e acquisterà Romeo Benetti oltre che al rientrante appunto Zignoli. La Roma cederà Capello alla Juventus e prenderà Marildo dalla Fiorentina. L'Inter invece cederà Luisito Suarez e non farà altri movimenti di mercato se non l'aggregazione alla prima squadra dalla primavera di Oriali. Per quanto riguarda Suarez mi vorrei soffermare sul fatto che il Cagliari voleva prendere Suarez per fare la Coppa dei Campioni, ma l'Inter preferì cederlo alla Sampdoria in quanto già con i giocatori che aveva ceduto precedentemente il Cagliari si era rinforzato e non voleva dare al Cagliari anche Suarez per non renderla una squadra troppo competitiva a livello nazionale. La Fiorentina, come abbiamo detto, cede Amarildo alla Roma e cede anche Francesco Rizzo e acquista l'ala destra Vitali. Anche la Juventus va incontro a una piccola rivoluzione, infatti cede Del Sol, Vieri e Leonardi, perni del centrocampo dell'anno precedente, e si rifarà l'attacco con l'acquisto appunto di Capello dalla Roma, il rientro di Bettega dal prestito e l'arrivo di Franco Causio. Anche la Sampdoria si rafforzerà con l'arrivo appunto di Suarez, come abbiamo già detto, ma anche di Lodetti dal Milan e il rientro dal prestito di Marcello Lippi. La stagione 70-71 del Cagliari inizia in Coppa Italia il 30 agosto del 1970 a Livorno, dove andiamo a perdere clamorosamente per 2-0. Dopo il primo passo falso però il Cagliari riprende subito la retta via, infatti nelle successive 2 giornate, il 6 e il 12 settembre del 1970, andrà a vincere prima a Pisa per 4-2, sempre con Riva protagonista, con una tripletta e un rigore di Domenghini. E poi ci sarà l'inaugurazione dello stadio Sant'Elia nell'ultima partita di Coppa Italia, dove vincerà per 4-1 con la Massese e ovviamente il primo gol nel Sant'Elia lo segnerà Riva. Ora facciamo un piccolo passo indietro per lo stadio Sant'Elia. Lo stadio è stato progettato nel 1964 da Antonio Sulprizio e il progetto iniziale prevedeva un solo anello e una capacità circa di 35.000 spettatori. A seguito della vittoria dello scudetto del Cagliari e della sempre crescente tifoseria che si reca allo stadio, nell'estate tra il 69 e il 70 viene aggiunto il progetto da Giorgio Lombardi, già protagonista dei progetti degli stadi di Napoli e Roma, il secondo anello sovrapposto al primo, così che si arrivi a una capacità di circa 59.000 posti a sedere che arriveranno a 70.000 con i posti in piedi. L'unico problema che poi verrà risolto successivamente saranno i posti auto che nella zona proprio di Sant'Elia saranno solo 200. Un'altra introduzione per questa stagione, che però arriverà a fine campionato, sarà l'introduzione della Coppa UEFA, quindi le squadre che si posizioneranno dalla seconda alla quinta posizione, quindi 4, andranno a giocare l'anno successivo la Coppa UEFA ed sarà la prima edizione, quella del 71-72. Quindi abbiamo detto esordio al Sant'Elia il 12 settembre del 1970 in Coppa Italia e solo una settimana dopo, il 19 settembre del 1970, si fa l'esordio in Coppa dei Campioni. Infatti saranno ospiti al Sant'Elia i campioni di Francia del Saint-Étienne. Il Sant'Elia registrerà un tutto esaurito con oltre 60.000 spettatori sugli spalti e ovviamente il Cagliari, sospinto da 60.000 persone, farà un figurone perché vincerà per 3-0
contro il Saint-Étienne con doppietta di Riva e un gol di Nené. L'inaugurazione ufficiale dello stadio arriverà il 27 settembre sempre del 1970 per la prima di campionato contro la Sampdoria, vinta per 2-1 con gol di Riva e di Brugnera. 3 giorni dopo va in scena la partita di ritorno di Coppa dei Campioni, quindi vogliamo in Francia, per sfidare il Saint-Étienne nella giornata del ritorno, e il Cagliari si accontenta di perdere per 1-0 e quindi passare il turno in virtù dei 3 gol messi a segno nella partita di andata. Andando avanti, dopo la vittoria con la Lazio per 4-2 e il pareggio col Varese per 1-1, si arriva al secondo turno di Champions, quindi gli ottavi di finale, che ci vedranno affrontare l'Atlético Madrid, campione di Spagna di Luis Aragonés. La partita di andata andrà diciamo bene perché vinceremo per 2-1, nonostante il gol di Aragonés che mette un po' di pressione al Cagliari in quanto è ancora in vigore la regola del gol in trasferta. Dopo un 3-1 rifilato all'Inter a San Siro nella quarta giornata di campionato, giornata al seguito del quale il mitico Gianni Brera soprannominerà Riva per la prima volta come rombo di tuono, c'è la sosta nazionali e qui succederà quello che, almeno secondo me, darà il via alla discesa del Cagliari. Si gioca al Prater di Vienna, Austria-Italia. Teoricamente Riva potrebbe non giocare a causa di una tonsillite che lo aveva tenuto fuori negli ultimi giorni, ma lui decide di giocare lo stesso. La partita scorre e l'Italia vince per 2-1. L'episodio però che contraddistinguerà quella partita avverrà al 70° minuto, quando il giocatore austriaco Hoff entrerà in modo scomposto su Riva, causandogli la frattura del perone e il distacco dei legamenti della caviglia destra. Questo significa che Riva sarà fuori praticamente per tutto il campionato. È un danno enorme per la squadra e i risultati si vedranno subito, perché alla ripartenza il Cagliari andrà a Madrid a giocare contro i Colchoneros e il risultato sarà terrificante. 3-0 per l'Atletico con tripletta di Luis Aragonés e quindi eliminazione per il Cagliari dalla Coppa dei Campioni. Le ripercussioni poi dell'infortunio di Riva e quindi della sua assenza ci saranno anche sul campionato, perché da lì in poi il Cagliari entrerà in una spirale, non dico negativa ma quasi, perché Riva tornerà solo per le ultime 4 partite, segnando anche 4 gol, ma il risultato più ricorrente durante quella stagione per il Cagliari sarà il pareggio. Il campionato si concluderà con la squadra al 7° posto. L'anno successivo il Cagliari è pronto a tornare ai livelli in cui si era abituata a giocare, quindi intanto c'è un cambio di presidenza. Infatti il senatore Efisio Corrias lascia e prende le redini della società Marras. Se ricordate, 2 video fa avevamo parlato di gli azionisti che erano entrati a far parte del consiglio di amministrazione della società. Si rischiava il fallimento quando è stata istituita la società per azioni. Il problema è che ovviamente non ci sono soldi, quindi la crisi economica per la squadra farà da padrona anche nel mercato, in cui si prediligerà l'acquisto di giovani e gli scambi. In panchina ovviamente c'è ancora il filosofo Manlio Scopigno. Saluteranno la squadra Cesare Poli e Nastasio e arriveranno Vitali, Poletti e verrà promosso dalla primavera Renato Copparoni. Il Cagliari parte così quella stagione, farà 3 punti nelle prime 4 partite prima di ricevere il Napoli, che sconfiggerà per 2-1 alla quinta giornata, e con 14 risultati utili consecutivi, tra cui pareggi con Milan, Roma, Fiorentina e Inter e la vittoria per 2-1 contro la Juventus con gol di Bobogori, Domenghini e per la Juventus Bettega, si riporterà ai vertici del campionato. Da segnalare poi nella prima giornata di ritorno, se ricordate, Angelo Colombo, chiamato Penna Bianca, che fu il portiere del Cagliari durante la prima storica promozione in Serie A, che portiere in quel momento del Verona, ci regalerà un gol con un'autorete. La partita poi finirà per 2-0. Il girone di ritorno ci vedrà vincere contro Roma, Milan, Inter e Fiorentina, ma la sconfitta con la Juventus ci farà perdere dei punti cruciali per la corsa verso il titolo. Infatti il Cagliari poi scivolerà a fine stagione al 4° posto.
qualificandosi comunque per la Coppa UEFA per l'anno successivo e con Riva protagonista di 21 reti durante il campionato, secondo solo a Boninsegna che sarà capocannoniere con 22 gol. Lo scudetto lo vincerà la Juventus e ci affacciamo quindi alla stagione 72-73. Per la stagione 72-73 il Cagliari saluta Manlio Scopigno e affida la panchina a Edmondo Fabbri, la cui immagine ancora non si è ripresa dalla figuraccia al mondiale del 66 con la Corea. Per quanto riguarda il mercato, abbiamo detto che si punterà sui giovani e sugli scambi, ci saranno i ritiri di Ricciotti Greati e Adriano Reginato e arriverà solo Maraschi. Gli altri innesti però della stagione saranno la promozione in prima squadra dalla primavera di Gigi Piras, Renato Coparoni che già era stato aggregato l'anno precedente e di Renato Roffi, oltre che di Oreste Lamagni che però verrà mandato a farsi le ossa in prestito all'Empoli. La squadra però non gira, infatti alla 10ª giornata il Cagliari è tra le ultime della categoria con soli 5 punti. Questo dovuto anche a Riva che inizia a soffrire di una fastidiosima pubalgia e non è sempre al meglio quando è in campo. Marras comunque, nonostante si navighi nelle zone a rischio della classifica, dà fiducia a Fabbri e a fine campionato avrà ragione, perché dopo 8 risultati utili consecutivi e i 12 gol di Riva si chiuderà all'8º posto. Per quanto riguarda la Coppa UEFA invece faremo la nostra comparsata uscendo con l'Olympiacos al primo turno, per la Coppa Italia invece usciremo al secondo gironcino e le squadre da tenere in considerazione per questo campionato saranno la Juventus che ha preso Zoff e Altafini dal Napoli e la neopromossa Lazio che con l'acquisto di Receccone e Frustalupi si classificherà terza grazie anche ai gol di Chinaglia. Il campionato lo vincerà la Juventus e i capocannonieri del campionato saranno 3 a ex equo con 17 gol che saranno Rivera, Pulici e Savoldi, rispettivamente di Milan, Torino e Bologna. Per il 73-74 invece lascia anche Marras la presidenza del Cagliari, è l'ultimo che rimane a cui lasciare la società è Andrea Arrica. Ma ci sono novità anche per quanto riguarda il regolamento, infatti vengono finalmente introdotti anche nel campionato italiano i cartellini. La Juventus saluta Haller e prende il giovane terzino Claudio Gentile che poi farà parlare di sé abbastanza, mentre il Milan cede 2 storici giocatori come Rosato e Pierino Pratti. Per il Cagliari invece si saluta Fabbri e si affida alla panchina a Chiappella e la squadra inizierà piano piano a essere smantellata. Infatti verranno ceduti, c'era Martina Donna e Domenghini, oltre a Maraschi arrivato l'anno precedente ma che non è riuscito a lasciare il segno. Arriveranno invece il mediano Butti, tornerà Cesare Poli, il difensore Valeri e per sostituire Domenghini arriverà anche l'ala destra Marchesi, oltre all'inserimento di Quagliozzi. Il campionato sarà comunque abbastanza deludente per i risultati a cui il Cagliari era abituati, si faranno 6 punti nelle prime 8, poi ci sarà una ripresa e con le vittorie con Juventus, Inter e Fiorentina il Cagliari raggiungerà un tranquillo 10º posto. Il capocannoniere del campionato sarà Chinaglia della Lazio che vincerà a sorpresa il suo primo campionato. La stagione successiva sarà circa una fotocopia della stagione precedente, però con ancora più cessioni importanti, perché il Cagliari saluterà anche Albertosi che andrà al Milan e Brugnera che andrà al Bologna. Andranno via anche Poletti e Marchesi dopo solo un anno. Lamagni andrà un altro anno in prestito, stavolta però alla Torres, e arriveranno per sostituire Albertosi arriverà Vecchi, Ottavio Bianchi e Gregori per il centrocampo e anche aggregato alla prima squadra dalla Nuorese Pietro Paolo Virdis. La squadra è ancora allenata da Chiappella che però reggerà solo sino alla 9ª giornata quando verrà esonerato e sostituito da Gigi Radice. Riva, oltre alla delusione dei mondiali del 74, dovrà ancora vedersela con i problemi della pubalgia che lo terranno fuori per maggior parte del campionato, in cui collezionerà solo 8 presenze e 2 reti. In compenso sarà una stagione decisamente buona per Bobo Gori che
con 10 reti riuscirà a portare il Cagliari di radice a un 10° posto e una salvezza tranquilla. Il campionato lo vincerà la Juventus e il capocannoniere sarà di nuovo, come l'anno dei 3 giocatori capocannonieri ex equo, sarà Pulici. E arriviamo così alla stagione 75-76, che per me sancisce la fine del ciclo del Cagliari, ma non solo, perché sarà un campionato ricco di sorprese. Intanto Gigi Radice è andato ad allenare il Torino. Trapattoni nel frattempo ha smesso di giocare e sta già allenando il Milan, mentre si vede sulla panchina della Fiorentina un giovane Carlo Mazzoni. Ora Radice sarà rivoluzionario quell'anno perché introdurrà la zona mista con il pressing a tutto campo. Infatti vincerà il campionato grazie anche a Claudio Sala, la coppia d'attacco formata da Pulici, capocannoniere, e Ciccio Graziani. Per il mercato, allora, intanto si cambia l'allenatore. Infatti, come abbiamo detto, Radice è andato al Torino e Arrica affida la panchina a Luis Suarez, che nel frattempo ha smesso di giocare e ha iniziato ad allenare. Saluteranno anche gli ultimi superstiti della tricolore, Mancin, Poli e Gori, oltre a Bianchi, acquistato l'anno precedente, con Gori che andrà alla Juventus e in parziale contropartita per la crisi nera che sta vivendo il Cagliari arriveranno il centrocampista Viola e Marchesi, oltre al ritorno di Mario Brugnera dal Bologna e l'arrivo di Longobuco. Finirà anche il prestito di Lamagni dalla Torres e l'avventura di Luis Suarez sulla partita del Cagliari si fermerà già a dicembre. Infatti all'8ª giornata il Cagliari si troverà ultimo con soli 3 punti e il 7 dicembre verrà esonerato. Al suo posto si decide di affidare la panchina a Mario Tiddia. Ricordate il terzino che fu protagonista dello scontro con Reginato nella partita contro il Bologna qualche anno prima. Ora Tiddia farà un grande lavoro, non riuscirà a salvare il Cagliari, però lancerà molti giovani che saranno poi la base per il Cagliari degli anni successivi. Soprattutto perché nella prima giornata di ritorno durante Cagliari-Milan avverrà il terzo e ultimo infortunio di Riva nella partita contro il Milan, in cui si romperà di nuovo i legamenti e stavolta deciderà di non riprendere a giocare. Uniche note positive per quella stagione saranno il centrocampista Viola, che sarà protagonista di una, ovviamente nei limiti di quello che può essere una buona stagione vista la retrocessione, come ultima tra l'altro al 16° posto saranno Viola e Virdis, che segnerà 6 reti. Come abbiamo già detto, il campionato lo vincerà il Torino, ma ci sarà un'altra squadra che raggiungerà tra l'altro il miglior piazzamento della sua storia, che sarà il Cesena di Pierluigi Cera, che è andato a giocare lì, che raggiungerà la qualificazione alle coppe europee. Quindi il Cagliari ora è in Serie B, Arrica sta per lasciare la presidenza e la squadra è affidata a Mario Tiddia. Quindi nella prossima puntata vedremo gli anni successivi, vedremo quello che è successo tra il 1977 e il 1986, con il Cagliari che riparte dalla Serie B e apre un nuovo ciclo che sarà ovviamente condizionato da pochi soldi, ma anche tante piccole soddisfazioni. Se ti è piaciuto questo video che parla della storia un po' meno conosciuta del Cagliari, almeno per i profani, per i sardi, penso che tutti i tifosi del Cagliari sappiano che cosa è successo dopo lo scudetto, lascia un like, commenta o condividilo, iscriviti al canale, attiva la campanella così ti arriva ogni volta che pubblico un video. Niente, ci vediamo settimana prossima, ciao!